Allora, dalle aziende, settore agroalimentare che è un po' il vostro core business, beh, proprio una domanda, ma per quanto riguarda i piccoli imprenditori, gli artigiani, che sono anche questi Sì. la linfa vitale del nord-est, ci sono delle aperture particolari o qualcosa che può stimolarli? Hanno grossissime difficoltà a volte a ottenere finanziamenti. Sì, guardi, noi siamo certamente consapevoli che la congiuntura non è favorevole. I piccoli imprenditori sono quelli che stanno soffrendo sicuramente in modo importante. Più di tutto tenga presente che ovviamente abbiamo aderito a tutte le forme di sospensione dei mutui ABIMEF e di conseguenza abbiamo la possibilità di, come dire, sospendere appunto il rimborso in linea capitale di questi mutui, quindi vengono addebitati solo gli interessi. È evidente che però questa è una soluzione temporanea, no? E quindi poi l'accesso a nuove forme di finanziamento, ma soprattutto la ripresa sarà poi la cosa che ci aiuterà sia noi che il piccolo imprenditore ad andare avanti, diciamo, a braccetto per cercare poi di sistemare la situazione. Sono convinto che se riparte il settore immobiliare cresce tutto un sistema economico ad ampio raggio che agevolerà anche le banche. Credo che Friuladria l'ha capito benissimo. Tony da Udine. Mi fa piacere, io ringrazio il signor Tony da Udine, effettivamente per noi è importante, voglio dire, è un volano fondamentale, se lei ci pensa il settore immobiliare poi trascina anche i piccoli imprenditori, gli artigiani, penso agli idraulici, penso agli elettricisti, i piastrellisti, cioè è proprio un volano importantissimo. Ecco, le faccio una domanda che c'è stata più volte girata da diverse persone, anche giovani. Se una partita IVA, un piccolo imprenditore o quant'altro si presenta in una banca della quale è cliente, con un progetto interessante, è per voi interessante abbracciare il progetto e quindi cercare di seguirlo, oppure a volte sono gli imprenditori che chiedono finanziamenti però non hanno la base, un certo tipo di progettualità che magari abbraccia le energie alternative, certo, anziché i settori un po' particolari, innovativi. Ci spieghi questa cosa qui perché ce la chiedono in tantissimi. Guardi, questa cosa qui effettivamente è una cosa molto delicata e particolare, è una cosa, il settore bancario da anni è stato abituato a dare finanziamenti sullo storico, no? Su quello che è avvenuto, sul passato. e quindi guardare quello che è il progetto secondo me è un'evoluzione importante che ci dobbiamo sforzare di fare, cioè noi banche dobbiamo veramente cercare di guardare in faccia l'imprenditore, di valutare la progettualità e cercare se possibile di accompagnare. Non è facile, le dico, guardi, sarei ipocrita se le dicessi che finanziamo tutti i progetti o se finanziamo i progetti più importanti. Certo ci interessa il giovane, l'imprenditore che ha un progetto, lo valutiamo insieme, certamente da questo punto di vista io faccio un mea culpa e dobbiamo imparare dalle banche estere che sicuramente hanno molta più attenzione al finanziamento. Alla domanda successiva che ci dicono ma perché dopo all'estero invece il medesimo progetto viene finanziato? Guardi, è proprio un approccio diverso, tenga conto che all'estero storicamente poi c'è anche un tema sulla capitalizzazione delle aziende, quindi loro erano, cioè all'estero c'è proprio la banca partner, no? Perché comunque c'è l'azienda molto capitalizzata, di conseguenza il banchiere si siede a tavolo con l'imprenditore o con l'artigiano, fanno insieme il progetto e lo finanziano. Sicuramente c'è della strada da fare, sicuramente abbiamo tutta l'intenzione di crescere anche in questo e possiamo crescere cercando di dialogare e quantomeno di valutare i singoli progetti. Noi lo facciamo, mi è capitato ad esempio evidentemente un nostro cliente, è ovvio che è più semplice, no? Conosciamo la persona, facciamo una valutazione sulla persona, era un diciamo dipendente regolare, che aveva diciamo le sue attività estremamente regolari. Mi ha presentato il progetto, l'abbiamo fatto insieme, ovvero noi l'abbiamo finanziato e lui l'ha portato avanti, siamo riusciti a farlo. Quindi la risposta è: non è che non li finanziamo, bisogna guardarli, c'è un'oggettiva difficoltà,
c'è ed è settoriale, insomma. Assolutamente. Ultimissime cose, perché veramente i minuti volano. Conto corrente, anche questo cercate di essere attenti, anche chi è più giovane fa l'utilizzo, anche a tante famiglie, l'online. 2 parole rapidissime. Sì, guardi, quando si diceva prima che quella nostra analisi, quel nostro studio aveva portato al fatto che le famiglie avevano molto ridimensionato quelle che erano le loro propensioni alle acquisti e quindi anche stavano attenti ai costi, noi abbiamo cercato di dare una risposta immediata, abbiamo lanciato Conto Adesso per noi è un conto online che è un conto completo, ha tutti i servizi, il ricorso all'internet banking all'online è una risposta forte al contenimento dei costi, quindi tenga conto che siamo riusciti a lanciare un conto veramente che è uno dei migliori sul mercato e quindi andando proprio online e digitando Conto Adesso i nostri telespettatori riusciranno ad apprezzare la bontà di questo conto. L'apertura di conto però comunque sconta dei costi come gli altri conti? No, guardi, è un conto gratuito, l'apertura del conto peraltro si può effettuare tramite online, basta indicare la filiale dove il cliente vuole che sia radicato il conto corrente, quindi è un'evoluzione importante, una risposta importante anche al contenimento dei costi. L'apertura di conto, gestione conto non ha dei costi? No, non ha dei costi, non ha dei costi, se gestito diciamo online non ha dei costi, se poi il cliente ha la necessità comunque di recarsi in banca e di fare delle operazioni particolari, sicuramente il nostro operatore saprà consigliarlo e dettagliargli l'eventuale costo, ma le dico che è un conto completo che può essere tranquillamente utilizzato unicamente dai canali remoti. E quindi anche con la card, eccetera, con tutti i sistemi tradizionali. Certo. Perfetto. C'è qualche nuovo progetto al volo che le viene in mente che state seguendo, qualcosa in proiezione futura guardando avanti? Ma guardi, guardando avanti le dico che il progetto importante che stiamo seguendo è un progetto che abbraccia un po' quello che abbiamo detto in tutta questa puntata, lo stare vicino più alle persone. Noi stiamo riorganizzando la nostra rete territoriale, cerchiamo un presidio ancora più vicino alle persone e faremo una sorta di manager che darà delle risposte efficaci ad un gruppo di filiali che può essere 5, 6, 7, 10 filiali affinché i direttori delle filiali possano avere appunto le risposte da dare alla clientela ancora più velocemente, in modo ancora più efficace. Quindi questo senza dubbio è molto molto importante per essere vicini ai cittadini. Sì, perché conta la qualità di risposta ma conta anche la tempistica delle risposte. Quindi... Lei che vede il mondo nell'ottica da chi lavora in banca, vede una ripresa, intravede una ripresa al di là di tutto, questo è molto importante anche per i cittadini. Cosa la vedete voi? Guarda, perché la prudenza di molte banche induce tanta diffidenza poi anche dei cittadini a buttarsi avanti, tenere i freni tirati perché hanno paura, no? Guarda, io cerco di essere ottimista, lo sono di natura, questo non vuol dire essere poco realista. Il mio ottimismo mi porta a dire, ma in linea con quelli che sono gli ultimi dati che ha rassegnato anche ultimamente il governatore Draghi, che sicuramente qualche segnale di ottimismo lo vediamo su alcuni indici. Gli industriali stessi nell'ultimo convegno hanno detto che ci potrebbe essere in corso una ripresa. È ovvio che vanno usati i termini con estrema prudenza. Vediamo che le famiglie ancora oggi hanno difficoltà, le aziende hanno difficoltà, però devo dire, sempre all'insegna dell'ottimismo, che secondo me qualche cosina sta cambiando, vediamo qualche segnale interessante e secondo me devo dire che noi italiani siamo capaci anche di essere promotori di questa ripresa, quindi il fatto di raccontarci le cose con ottimismo certamente potrà aiutarci tutti quanti e potremo beneficiarne. Benissimo direttore, la ringrazio anche per aver dato un po' di coraggio, che è importantissimo, e quindi anche voi informatevi, chiedete, ci sono tantissime filiali, cercate appunto di farvi un quadro un po' più ampio possibile per poi fare il giusto investimento oppure per intraprendere una certa strada che può portare comunque a qualcosa di diverso e a una crescita. Grazie ancora telespettatori, da quest'oggi iniziano le dirette, noi domani proseguiamo come sempre al solito orario, quindi aspettiamo come sempre i vostri messaggi e le vostre telefonate. Grazie e buon proseguimento. Grazie a tutti.